In Grecia, strozzata dalle politiche del risparmio, è finita la luna di miele tra Tsipras e i sindacati. Le elezioni parlamentari in Macedonia non hanno risolto la pesante crisi politica del paese. In Ungheria il governo Orban inasprisce le leggi per impedire l'arrivo dei profughi. In Austria un gruppo di esperti cerca le bugie e le bufale che circolano sulla rete. In Croazia uno sceneggiato di denuncia sociale trasmesso dalla TV pubblica sta avendo un successo clamoroso. Non è la prima volta che protestano davanti al Ministero del Lavoro i dipendenti di Mega Channel. Una delegazione sindacale ha appena incontrato i vertici dell'istituto bancario che ha congelato i fondi della TV privata nella speranza di ottenere qualcosa in più delle 2 mensilità dopo 7 mesi senza stipendio. Tuttavia, per Fedon Konstantinidis, direttore della fotografia, sarà un Natale migliore degli altri dopo molto tempo. Per questa pensionata invece il Natale sarà ancora buio. Il denaro è poco. Ho comprato cose da €1 per sopravvivere e ora sto cercando carne a basso costo. Ed io ho una buona pensione. Pensate a chi vive con €300 al mese. Atene brulica di gente e di auto. Osservati da vicino i greci trasfondono tristezza dagli occhi, non certo rassegnazione. Marciano in migliaia nel nuovo sciopero generale contro il governo, nuovi tagli agli stipendi, nuove tasse. Tutti i sindacati sono schierati, ma gli assemblamenti hanno luoghi ben distinti. Il partito comunista KKE con le sue sigle si ritrova in piazza Omonia, più in là a Pedio Areos tutti gli altri. Poi i cortei attraversano il centro di Atene, saracinesche abbassate, la polizia una presenza discreta. Sciopero per sostenere chi lotta per il futuro e per il mio futuro di giovane donna. Siamo in piazza contro questo governo e i governi precedenti. Hanno distrutto i nostri diritti in nome dei grandi monopoli, Wind, Team, Telecom. Vogliono aumentare i loro profitti, avendo dei personali moderni schiavi. Ci sono anche i lavoratori dei call center, di cui la Grecia è diventata, grazie alla crisi, terra di conquista per giganti del settore come la francese Teleperformance. Siamo pagati 400-500 euro al mese. Non abbiamo i contratti collettivi. Lavoriamo 1 o 2 mesi per volta. Lottiamo per un lavoro stabile. Uno sciopero rivolto anche contro i creditori della Grecia, Unione Europea e Fondo Monetario, soprattutto contro il ministro delle Finanze tedesco. Schäuble chiede altre riforme per la ristrutturazione del debito greco. I tagli sono troppo pesanti e noi non ne possiamo più di questa politica. Il giorno prima avevamo incontrato uno dei leader della Confederazione Generale dei Lavoratori sulle ragioni dello sciopero. Όπως γνωρίζετε, η υπογραφή του τρίτου μνημονίου του επαχθούς και του επονίδιστου. La firma da parte del governo nel giugno del 2015 del terzo memorandum per la stabilizzazione dell'economia, vergognoso e pesante per la Grecia, ha completato l'opera distruttiva dei 2 precedenti. Ora siamo nel mezzo del secondo riesame del programma per l'aggiustamento economico, che toccherà direttamente i diritti dei lavoratori con un'ulteriore destabilizzazione del mercato del lavoro, e questo porterà con precisione matematica altro impoverimento. Την περαιτέρω απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Dirigenti statali, sanitari, artigiani, operai, fianco a fianco ci sono moltissimi pensionati, quelli con le pensioni minime, a cui Tsipras ha regalato per Natale una 13ª straordinaria. Altri partecipano da spettatori. Cosa pensa dello sciopero? Chiediamo a uno di loro. Cosa vuoi che pensi, figlia mia? Guardo come si è ridotta la mia Grecia.
Gravissimo incidente ferroviario in Bulgaria. Un treno merci composto da 26 vagoni cisterna che trasportavano GPL e propilene ha deragliato mentre entrava nella stazione di Trino nel nord-est del paese e alcuni vagoni sono esplosi. Le detonazioni e il successivo incendio hanno distrutto la stazione e una ventina di altri edifici. 5 i morti, una trentina i feriti, alcuni dei quali sono in condizioni critiche per le ustioni subite. Secondo le prime indagini, le cisterne sono esplose dopo che uno dei vagoni ha urtato i pali della linea elettrica. Nessun cambiamento dopo 2 anni di crisi politica, scandali, proteste. Il partito conservatore dell'ex primo ministro Gruevski, la VMRO, ha vinto ancora per il 10° anno di fila, anche se di misura rispetto ai socialdemocratici della SDSM. 38% contro il 36,6% del principale avversario, affluenza record pari al 66,8%. C'era stata molta attesa per queste elezioni anticipate, richieste a gran voce dai principali partiti dell'opposizione e delle organizzazioni internazionali, dopo che la Macedonia era entrata in un periodo di crisi politica da cui sembrava difficile uscire. Prima le denunce di brogli all'indomani delle elezioni del 2014, poi la pubblicazione da parte del leader dell'opposizione Zoran Zaev delle trascrizioni di intercettazioni che vedevano coinvolto il governo, con 20.000 persone tenute sotto stretta sorveglianza, fenomeno su cui sta ancora indagando una procura speciale. Infine le proteste di piazza durate mesi e l'arrivo degli osservatori internazionali dell'OSCE. Un accordo è stato raggiunto da tutte le parti, con una mediazione molto importante da parte dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, ma forse l'Unione Europea in prima fila, che un accordo che vede consensuale anche l'opposizione del partito socialdemocratico del leader Zaev, che è quello che fece scoppiare lo scandalo delle intercettazioni. Si è raggiunta una tregua. Noi siamo in mezzo a una tregua, per cui le tensioni si sentono, ma la decisione di procedere sembra per ora reggere. La vittoria della VMRO è stata determinata soprattutto dai voti provenienti dalle campagne, mentre nella regione della capitale Skopje, dove vive quasi un terzo della popolazione, sono stati i socialdemocratici più suffragati. Entrambi i partiti, divisi da 15.000 voti, hanno rivendicato la vittoria e questo ora è il rischio più grande che si corre nel paese, spaccato comunque a metà. Non ci resta che sperare, perché senza speranza non c'è vita, ma sono pessimista perché qui nei Balcani le cose non vengono fatte onestamente. Siamo in un paese democratico e quindi le cose andranno bene, sono decisamente ottimista. Mi aspetto una Macedonia migliore per tutti i cittadini. Sarà un processo molto lento, ne sono consapevole, ma non potrà che andare meglio. La Macedonia aspira all'ingresso nell'Unione Europea, ma solo la stabilità potrà rimetterla in cammino. Un primo passo verso la soluzione appunto della crisi politica in sé e un primo passo per far ritornare il Paese sulla strada delle riforme, delle urgenti riforme, come ha di recente ricordato la Commissione Europea nel suo ultimo rapporto sul Paese. La campagna elettorale in Macedonia non si ferma, visto che ad aprile si voterà per i comuni. Anche la capitale, Skopje, sarà chiamata al rinnovo dell'esecutivo. Lutto nel mondo della musica gitana. A Skopje, all'età di 73 anni, è morta Esma Recepova, la regina della musica rom. È stata una delle voci più conosciute del panorama musicale nei Balcani. Nella sua lunga carriera, iniziata con un concorso canoro per Radio Skopje, ha tenuto concerti in più di 30 paesi e nel 2013 ha rappresentato la Macedonia all'Eurovisione. Esma Recepova ha lottato contro il razzismo e i pregiudizi, battendosi per l'emancipazione delle donne rom. Con il marito, il compositore Stevo Teodosievski, ha preso in affido 48 bambini rom a cui ha garantito istruzione e un futuro.
Estate 2015. L'Ungheria si ritrova nel pieno della rotta balcanica durante la crisi dei migranti. In pochi mesi arrivano in Europa via terra centinaia di migliaia di richiedenti asilo, provenienti per lo più da Siria, Afghanistan e Iraq. La stazione ferroviaria di Keleti a Budapest è nel caos. Il paese non si è attrezzato per far fronte al massiccio afflusso di chi fa tappe in Ungheria per altre destinazioni. Il governo di Viktor Orban assume subito una posizione critica, guidando il fronte europeo dei contrari. Inizia la costruzione di una recinzione con filo spinato. Problema risolto non del tutto, perché nel corso del tempo gli ingressi non permessi nel paese continuano a essere troppi per il governo. Nei primi 6 mesi del 2016 se ne contano circa 17.000. Impossibile controllare ogni metro del confine con la Serbia. La soluzione trovata lo scorso luglio è la regola degli 8 chilometri. Se uno straniero senza i giusti documenti viene pescato entro una fascia di 8 chilometri dal confine, si suppone che abbia oltrepassato la recinzione. La polizia provvede subito a rispedirlo al di là. Formalmente non si tratta nemmeno di un respingimento in Serbia, perché la barriera è stata costruita in territorio ungherese. Sono stati mandati indietro in questo modo circa 13.000 migranti in 4 mesi. I richiedenti asilo sono passati da 5.000 a poco più di 1.000 al mese. La situazione è strettamente monitorata dal Comitato Helsinki di Budapest, l'organizzazione non governativa che si occupa di garantire il diritto d'asilo in Ungheria. Dall'inizio del 2015 il governo ungherese ha fatto tutto per demolire, per distruggere il sistema d'asilo in Ungheria. Ci sono soltanto 2 zone di transito su questo confine, dove ogni giorno le autorità lasciano entrare soltanto 15 e 15 persone. Questo una quota arbitraria, questa è una quota che non ha una base legale. L'ONG denuncia anche un'inefficienza della procedura di richiesta d'asilo e lo smantellamento dei migliori centri di accoglienza. Tutto il sistema è costruito in un modo che i richiedenti asilo non possano raccontare la sua storia, che non possano raccontare perché hanno dovuto fuggire dal loro paese, ma Ungheria fa tutto di spingere questa responsabilità a Serbia, a Grecia, a Bulgaria, a Bruxelles, a qualsiasi altro attore, qualsiasi altro paese. Da parte sua il governo di Budapest tiene a sottolineare con il suo portavoce che è contro ogni protocollo internazionale che i migranti, anche i veri rifugiati, arrivino in una maniera illegale. Per l'esecutivo ungherese è inaccettabile che questo fenomeno di ingressi continui ai confini dell'Unione Europea. Ad ogni modo il governo ritiene di fare la sua parte e garantire il diritto d'asilo nelle proporzioni giuste per l'Ungheria. Non la pensa così la Commissione Europea, che un anno fa ha avviato una procedura di infrazione. Altro elemento di tensione con Bruxelles è il rifiuto di Budapest di accettare quote obbligatorie di ripartizione dei migranti. Su questo tema Orban ha voluto un referendum con esiti plebiscitari che tuttavia non ha raggiunto il quorum del 50% necessario per la sua validità. Il Consiglio dei 28 capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea ha deciso l'estensione per un altro semestre delle sanzioni alla Russia, sanzioni provocate dall'annessione della Crimea e dal conflitto in Ucraina. L'opposizione dell'Italia, per la prima volta rappresentata dal nuovo Presidente del Consiglio Gentiloni, ha impedito nuove sanzioni contro Mosca per l'intervento in Siria. È stata concordata una nuova intesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina per consentire al premier olandese Rutte di riproporla ai propri concittadini, dopo che il primo accordo era stato bocciato in un referendum. Le forti divisioni sul tema dell'immigrazione hanno impedito qualsiasi progresso della discussione sulla riforma del Trattato di Dublino, che assegna i rifugiati al paese di primo sbarco, una regola che danneggia soprattutto la Grecia e l'Italia. Guardate un po' cosa fanno gli immigrati in Italia. Volete che accada lo stesso anche qui in Austria? Il video è ormai vecchio, ma sempre carico di like e condiviso migliaia di volte. Di recente un politico austriaco lo ha postato sulla sua pagina Facebook. Il messaggio è chiaro e forte, ma falso.
Dieses Video ist jetzt kein echtes Augenzeugenvideo in dem Sinne, sondern Si tratta di un video girato durante le riprese del film Mediterranea del regista Jonas Carpignano. Infatti sulla sinistra si nota la troupe cinematografica. L'azione è insomma una messa in scena e perciò non la si può prendere e dire ecco cosa accade sulle strade d'Italia. Das sind die aktuellen Zustände auf italienischen Straßen. La rete non distingue tra vero, finto o falsificato. André Wolf e i 20 attivisti dell'associazione Mimikama, che opera dal 2011 in Austria, Germania e Svizzera, cercano invece di vederci chiaro. In questo caso è stato facile scoprire il falso, già segnalato anche dal sito italiano Bufale.net. Alla macchina sfasciata, tra l'altro, mancano il lampeggiante sul tetto e la scritta Carabinieri sul retro. Altri falsi sono difficili da scoprire. Ad esempio questo, un treno carico di migranti che dalla Repubblica Ceca starebbe per entrare in Austria. Anche qui il messaggio è chiaro. Ci stanno invadendo, ma per sostenerlo si è falsificata l'immagine. Questa foto mostra effettivamente un treno in una stazione nella Repubblica Ceca, ma le persone arrampicate sul treno sono prese da un'altra foto, scattata in una stazione dell'Indonesia. Eccola. Il gruppo di persone è stato ritagliato da quest'immagine e incollato all'immagine originale. Falsa l'immagine e falso il messaggio, dunque. Altro caso è infine questo, un video girato da 2 automobilisti ad un incrocio di Mannheim in Germania. Una persona viene a sdraiarsi sul cofano dell'auto. Il video finisce in rete con la domanda: un uomo finge un incidente, voi come reagireste? Facile immaginare i commenti. I più prendono di mira gli immigrati. Gli attivisti di Mimikama hanno ricostruito l'episodio contattando la polizia. L'uomo era ubriaco fradicio, nessuna denuncia di incidente, nessuna richiesta di risarcimento. Attenzione dunque a ciò che si prende sul serio navigando in rete. Regola d'oro, guardare bene, riflettere e solo dopo, eventualmente, condividere. Da qualche settimana, ogni domenica sera, la stragrande maggioranza dei croati è sintonizzata sul primo canale della TV pubblica. Dal punto di vista televisivo è come se il paese fosse ritornato indietro di 30-40 anni, quando tutti vedevano e poi parlavano di un solo programma. Merito di Novine, il giornale, uno sceneggiato che tiene incollati gli spettatori davanti alla televisione, una fiction girata a fiume che racconta la moralità, la corruzione, il clientelismo, anche la violenza che impregna il mondo politico e imprenditoriale in Croazia. Il racconto avvincente, la sceneggiatura moderna, dinamica e empatica hanno fatto il resto. A firmare la serie è Dalibor Matanic, regista che con il suo film Sole Alto recentemente ha avuto un buon successo anche nelle sale italiane. Matanic è stato a Udine e Gorizia per ricevere il premio cinematografico Darko Bratina. Čekao sam nešto da stvari mogu napraviti Avevo osservato che sulla scena televisiva croata mancava una serie TV seria, un racconto della nostra quotidianità, dei nostri problemi sociali. Quando lo sceneggiatore Ivica Đikic mi ha proposto il soggetto di Novine, il giornale, istintivamente ho capito che questo era il tema che cercavo. Abbiamo iniziato a lavorare e, come succede qualche volta, girando le puntate ci capitava di avere la sensazione che l'attualità, la cronaca seguissero il copione del nostro sceneggiato. Novine è attuale, avete scelto un modo estremamente realistico di raccontare gli intrecci tra il capitale e la politica in Croazia, un racconto a tratti crudele di come la politica e l'economia stanno soffocando la libertà di stampa. Ja sam shvatio da postoji uvijek neka bojazan. So che ci sono stati dei politici, dei sindaci che temevano di essere troppo simili ai personaggi del nostro racconto, ma nei titoli di coda dichiariamo che la serie non fa riferimenti a persone o situazioni reali, per cui se qualcuno si riconosce nei personaggi della serie, come si dice in Croazia, ha del burro in testa, evidentemente non ha la coscienza a posto. Questo è proprio il tema centrale della serie, il retroscena della politica, il lato occulto della nostra vita pubblica, la moralità del potere. Semplicemente abbiamo mostrato quello che è nascosto ai cittadini. Lo sceneggiato presenta però anche il cinismo della gente comune, mostra come sia il popolino sia i borghesi non vogliono rischiare e mostra come tutto sommato tutti siano disposti a farsi corrompere.
Credo che nelle persone comuni ci sia una grande frustrazione per il fatto di non essere attive. Ci siamo concentrati sul giornalismo perché questo dovrebbe essere l'ultimo baluardo a difesa dei fatti, della verità, dell'onestà. Il giornalista però già in partenza è condannato alla sconfitta e al pubblico interessa proprio questa debolezza perché nell'impotenza dei giornalisti le persone comuni riconoscono anche la propria impotenza. Lo sceneggiato è già stato venduto a parecchie televisioni nei Balcani e in alcuni paesi dell'Europa centrale e i produttori stanno trattando per cedere i diritti per un remake negli Stati Uniti.